Francesco Capizzi, imprenditore siciliano coraggioso che ha denunciato che in questi anni si è opposto molte volte alla mafia rurale che ha cercato di intimidirlo con atti anche molto pesanti. Francesco, ci parli anzitutto della tua azienda, di che cosa ti occupi? Sì, salve. La nostra azienda si occupa di diversificare un po' il nostro territorio. Quindi da mio nonno si è partito con gli agrumi, con mio padre abbiamo messo anche un po' di frutta e poi con me ovviamente abbiamo avviato questo allevamento di lumache. Quindi un'azienda familiare che ha Sì, origini sì, profonde sì, nella sì, famiglia. un po' vecchie, quindi sappiamo bene la nostra storia. Quindi niente, abbiamo iniziato a lavorare questo prodotto. Ovviamente i primi anni si sa che è un po' più difficile perché il prodotto non si conosce, perché ci sono ovviamente delle pecche che devi subito imparare. Quindi per portare un prodotto, diciamo, nelle tavole italiane abbiamo dovuto batterci nel problema che era quello di dover inserire un prodotto che ovviamente non era alla portata di tutti a livello anche commestibile. Tantissimi problemi subito nella vendita del prodotto, però ovviamente si è ripreso negli anni abbastanza un consumo, anche perché poi li abbiamo inseriti nella ristorazione, quindi alta cucina. Il cliente li iniziava a trovare già nei supermercati, quindi negli ortofrutta. Quindi abbiamo fatto un bel lavoro proprio per portare avanti questo prodotto. Quindi i Quindi primi anni abbiamo lavorato abbastanza su questo fronte. Vi siete spesi molto in famiglia non solo per continuare la tradizione dell'azienda di famiglia, ma anche per iniziare questa nuova attività con l'allevamento delle lumache. Poi sono iniziati i problemi, diciamo, sono iniziate delle intimidazioni. In che cosa consistevano? Le intimidazioni io li ricordo sin da piccolo. Da piccolissimo ricordo queste persone che nel territorio si muovevano indisturbati. Quindi già ci sono cresciuto con questi problemi. Quindi il nostro problema reale si è verificato quando abbiamo iniziato a denunciare. In pratica cosa succedeva? Sui vostri terreni accedevano persone che non avrebbero dovuto avere accesso. Ma prima dei nostri terreni c'erano altri terreni, quindi era un'invasione costantemente di questo bestiame buttato al pascolo totale abusivo, non solo da parte mia, ma prima di me c'erano altre persone che subivano. Il modo in cui vi difendevate era quello di rafforzare le recinzioni, non so cosa facevate. Io mi ricordo che ai tempi mio nonno e mio padre si mettevano d'accordo nel dire a parole tipo come sai per favore di qua, le solite classiche discussioni tra siciliani. Cerchi di aggiustare la situazione senza iniziare veramente il percorso della denuncia. Però la situazione non migliorava, anzi è degenerata. Peggiorava, È certo, a peggiorata. voglia, a voglia. Fino a quando poi ci sono state delle intimidazioni molto particolari. Fino a quando le persone che c'erano prima di noi hanno iniziato ad abbandonare totalmente questi terreni perché non riuscivano più a contrastare questa massa di animali che spingevano nelle loro culture di alberi, di frutta. Quindi ovviamente ora è toccato a noi perché le persone avanti di noi hanno abbandonato e ora dobbiamo subire queste pressioni noi. Se io tralascio questo percorso, dietro di me ci saranno altri che subiranno quello che io sto subendo. Quindi è un contrasto difficile da capire,
ma quando lo si è dentro veramente si capiscono tantissime cose, cioè come veramente agisce questa mafia rurale, come si comporta. Quindi facevano pascolare il loro bestiame senza alcun permesso nei terreni, Esatto. anche Distruggendo distruggendo. tutto. Sì, 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 sì. Una mucca porta via parecchie colture. Quindi si figuri 10, 20, 30 mucche o pecore. Quando poi hai cominciato a denunciare questi fatti, ci Abbiamo sono... subito il primo attacco, quello pesante, che è stato nel 2017. Cos'è accaduto? È accaduto che mentre ci recavamo nel nostro fondo, già noi dalla strada vedevamo il fumo uscire da questo casolare che noi utilizzavamo come spurgatura delle lumache, quindi o come deposito di attrezzi, perché comunque è sempre un posto dove noi andiamo a conservare il materiale che usciamo durante il giorno, durante le ore lavorative. Quindi hanno appiccato l'incendio all'interno, quindi il tetto era tutto in canne, quindi facile da essere incendiato. Quindi ovviamente il tetto, i canali sono tutti crollati. Abbiamo visto dalla strada questo incendio, questo fumo, che ormai ovviamente era spento, però si vedeva ancora il fumo. Quindi ci siamo subito accorti che stava andando in rovina, diciamo, il mio futuro, perché lì dentro c'erano già anni di duro lavoro. Il 2017, 2016, 2018 sono stati gli anni, diciamo, tra parentesi, quelli dove il prodotto avevamo trovato un buon commercio. Quegli anni furono gli anni belli della nostra azienda. E niente, appunto, poi ci siamo accorti di tutte le tubazioni in lamerino, tutte bucate alle estremità, per farne in modo che non si potevano neppure riparare. Quindi un segnale veramente deciso. E impedire anche l'irrigazione dei campi. Esatto, esatto, esatto. Questo è quello che fa più male ancora. Oppure poi hanno tagliato tutti i tubi di gomma, quelli che andavano per ogni pianta, quindi la gomma è impossibile ripararla. Nell'incendio, fra l'altro, sono andate perdute anche le lumache, Il raccolto di quasi una stagione. il raccolto di quasi una stagione, e anche le lumache che allevavate, se non sbaglio. No, quelle li distruggono mentre calpestano, Ecco. perché entrano dentro le lumache e quindi calpestano le lumache. Quindi attacchi duri che in pratica hanno distrutto mesi e mesi, se non anni di lavoro. Sì, 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 anni sì, perché ovviamente per avviare un'azienda, una volta che la avvii, passano anni per entrare in regime. Quindi è il lavoro, di tutti gli anni, perché chi coltiva è questo il problema. Se io pianto una pianta piccola, per entrare in fruttificazione passano 4-5 anni. Dopo 4-5 anni tu raccogli i primi frutti. Mi hanno fatto trovare anche delle croci come segno di morte. Quindi comunque ancora ci sono indagini in corso. In pratica quello che volevano ottenere era il fatto di allontanarvi e prendere possesso di questi terreni e farvi smettere Sì, la sì, vostra sì, sì, attività. sì, sì, perché ovviamente in passato era così e oggi è così. Tu, ti do del tuo, hai reagito a tutto questo denunciando e hai Sì, denunciato diverse volte. sì. E più persone. Ti sei sentito ascoltato dalle istituzioni ogni volta che denunciavi, quando sporgevi denuncia, avevi qualcuno che sosteneva le tue denunce, anche un'associazione? Noi sì, per fortuna io non cioè, ho trovato un grandissimo riscontro con le forze dell'ordine, perché comunque veramente secondo me hanno fatto un lavoro, stanno facendo un lavoro grandioso, le forze dell'ordine.
e più ho avuto anche il supporto di un'associazione di Catania, l'ASAEC, dove ci è stata sempre vicino a noi, sempre. Anche nel periodo di pandemia, con una semplice chiamata per vedere come, se l'azienda aveva bisogno, se si poteva fare qualcosa. Sì, su quello non ho dubbi, almeno parlo per il mio caso. E dalla comunità hai ricevuto solidarietà? Dalla comunità ho iniziato a fare della selezione. Come mai? Come mai? Perché ovviamente, come ben sai, nei nostri paesi cosa andiamo all'incontro sporgendo una semplice denuncia, perché poi niente che una semplice denuncia, cioè non stiamo facendo gli eroi, cioè stiamo tutelando quello che è nostro, cioè è uno scandalo questo. Cioè io mi devo sottomettere, mi devo vedere strappare quello che mio nonno o mio padre ha costruito, ma da chi? Cioè io questo non riesco a sopportare. Cioè io da chi mi devo veder togliere quello che è il sacrificio di mio nonno, specialmente. La vita era molto difficile rispetto a quelle che facciamo noi. Mi ricordo che mio nonno stava lì 15, 20, un mese in campagna e poi tornava tipo le vacanze. Mio nonno ancora è in vita e non voglio assolutissimamente far vedere quello che lui ha costruito, svanire di più di quanto è svanito. Ho fatto una selezione, mi hanno tolto quella parte di conoscenze che si credevano che erano dalla parte dei giusti, perché poi ovviamente pubblicano la foto di chi è veramente stato un eroe. Cioè, come se è diventata una moda pubblicare la foto degli eroi che hanno veramente cambiato, hanno cercato di cambiare qualcosa. E questo è ovviamente stato il loro ricordo, pubblicare la foto, ma poi quando tu vedi che c'è un elemento che è valido e cerchi in qualche modo di cambiare direzione perché ha fatto una cosa giusta e tu una cosa di questa la vedi fatta anche dall'amministrazione, cioè c'è qualcosa che non fa. Cioè io non ho mai avuto una chiamata dall'amministrazione, completamente, quello sì lo posso dire. Quindi non Però hanno... invece dalle forze dell'ordine e dall'associazione massimo rispetto. E questo è importante, che ci sia solidarietà e si faccia sentire la presenza dello Stato attraverso le istituzioni e anche delle associazioni che lavorano contro il racket e esistono proprio per questo, per dare sostegno e solidarietà a chi denuncia e non lo fa sicuramente a cuor leggero, con tranquillità. Sì, 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 sì. Secondo me è fondamentale che un piccolo imprenditore, un piccolo artigiano abbia un riferente che ovviamente oltre alla giustizia un imprenditore a chi si può rivolgere è qualche associazione. Ad un amico non ti puoi rivolgere perché l'amico sta dalla loro parte. Quindi togliendo le associazioni e togliendo le forze dell'ordine, l'unica speranza dell'imprenditore buono è quella. Che cosa c'è da cambiare? Secondo la tua esperienza, cosa c'è che non va? Non fa perché non va perché non, cioè anche se c'è quell'impegno dalla parte della giustizia, delle autorità, delle forze dell'ordine, però io sto notando che è come se è una cosa normale questa. Cioè il pascolo abusivo è normale. Una cosa alla quale ci si abitua. Cioè, ma loro stessi lo sanno. Cioè la cosa strana è questa. Cioè le autorità lo sanno quello che succede. Cioè i comuni limitrofi lo sanno. Tutta la popolazione lo sa. Non hai due strade da percorrere, cioè quella giusta, quella che veramente ti può portare alla vittoria è solo ed esclusivamente la giustizia. Però ovviamente è un percorso lunghissimo, dove io o la mia azienda
potrà morire in questo percorso altre 10 volte. Non c'è stato completamente un riscontro subito, ma ci sono i tempi. Tu hai reagito appunto denunciando e facendo quello che poi dovrebbe essere normale, scontato, però poi si finisce per diventare anche eroi, coraggiosi, proprio perché in realtà non tutti scelgono di fare la stessa cosa, ma piuttosto o di subire o abituarsi, o come hai detto tu, molti abbandonano questi territori, i propri terreni. Hai fatto anche una cosa molto bella e hai donato il frutto della tua terra. Ci racconti questa cosa e perché hai deciso di farlo? Questa è stata un'esperienza veramente in cui si capisce a livello anche personale, si iniziano a conoscere secondo me anche dei veri sentimenti, che ovviamente non è quello di avere sempre e subito tutto, ma qualche volta si può anche dare. Io penso che ogni essere umano ha un cuore, anche piccolo ma ce l'ha. E dare qualcosa a chi ha davvero di bisogno, o magari renderlo felice per quella giornata. Come può essere felice quando un mio collega mi dà una cesta di ciliegie che noi non abbiamo. Per me quello è un giorno di festa. Quindi dare le arance a delle persone dove ovviamente non li vedono tutti i giorni, proprio perché quelle arance sono davvero speciali per tanti motivi. Uno dei motivi è perché erano come la natura li ha fatti. Quindi, dato che abbiamo subito quegli atti, non abbiamo potuto più irrigare quelle piante per le spese che ci vogliono per riaffrontare ovviamente tutta l'azienda. Quindi come la natura le ha fatte, noi li abbiamo donati. Però siete riusciti ad avere queste arance e ne hai donate 1200 Sì. chilogrammi a chi hai deciso di donarli? Io ti ripeto, attraverso l'associazione, dove anche perché era la mia prima volta, quindi non sapevo neppure come muovermi, non sapevo chi contattare, e contattando all'associazione mi ha collocato in delle bellissime strutture dove ci sono ovviamente donne maltrattate, quindi conosci qualche storia e ti fa riflettere. Conosci i ragazzi tossicodipendenti, conosci qualche storia e ti fa riflettere. Quindi conosci i bambini orfani e ti fa riflettere. Quindi anche se non hai un cuore, ma ce n'è una piccola parte, donare secondo me è una delle cose più belle che io ho provato. Quindi già questo è un ottimo risultato. E poi anche un messaggio a chi sta cercando di rubartele, sottrarle quelle terre, no? Il messaggio penso che sia stato recepito, perché il messaggio ovviamente era quello di tenere sempre d'occhio questo fenomeno e di non farlo mai passare in cavalleria, perché, ripeto, è una cosa saputa e risaputa. Quindi perché fare tutto questo? Per chi e perché? Quale messaggio vorresti dare a chi in questo momento vive la stessa situazione che hai vissuto e stai vivendo tu? Io non capisco come questi poveri imprenditori come me, la mia stessa età, subiscono questi attacchi e se ne fanno una ragione in se stessi. Quindi il messaggio è quello di aprirsi perché staranno bene con se stessi soprattutto. Perché tu che ogni giorno vai al lavoro e l'indomani ti vedi distrutto il frutto che hai messo nella terra con un'invasione di bestiame,
e tu vai di nuovo a ripristinare tutto. Quando poi vai a raccogliere frutto succede questa cosa, cioè loro come possono stare così? Cioè ribellatevi, denunciate, apritevi. C'è qualcosa che vuoi aggiungere in chiusura? Grazie del tuo invito. Speriamo in una Sicilia buona, molto buona. Lo speriamo veramente tutti. Ti ringrazio Francesco, grazie mille per la tua testimonianza, per il coraggio che dimostri e per l'invito che fai a tutti gli altri imprenditori perché non abbiano paura e si possa debellare questo fenomeno devastante che è quello della mafia rurale, o detta anche mafia dei pascoli. Grazie mille.